Tassa di soggiorno dal 15 luglio è attiva. 1 € in alberghi da 1-2 stelle, affittacamere, casa vacanze, residence, agriturismi, camping e villaggi turistici. 2 € per B&B, alberghi e residence a 3 stelle, 3 € per gli alberghi a 4-5 stelle. Nel primo mese la stima delle entrate previste è di circa 36.000 euro, ma mancano all'appello 41 attività ricettive che non hanno ancora trasferito i soldi al Comune. E considerando chi è in ritardo con l'accreditare quanto è dovuto all'ente, i conti continuano a non tornare. Le strutture accreditate e registrate dal Comune sono 290, ma ad offrire il servizio in città sono sicuramente molte di più. Quella che è facile immaginare una vera e propria economia sommersa che il Comune intende stanare con appositi controlli volti a non solo a riprendersi ciò che gli spetta ma a tutelare gli altri operatori in regola. E mentre i conti non tornano, Federconsumatori Agrigento ha presentato ricorso al TAR per contestare l'avvio della tassa. Con la tassa di soggiorno possiamo avere quelle risorse minime che ci consentono di fare alcune cose, tappare qualche buca, fare un minimo di decoro urbano, cioè fare quello che è essenziale per il turista. Anche qui ho visto qualche polemica veramente assolutamente sterile e fuori di contesto, ma per grazia di Dio si è visto come i risultati stiano continuando ad arrivare e la gente paga tranquillamente la tassa di soggiorno perché si paga ovunque. L'associazione B&B Agrigento chiede all'amministrazione di essere convocata per discutere e valutare su come spendere i soldi incassati. Se c'è da togliere delle erbacce che sono in giro, le erbacce sono degli agrigentini e dei turisti. Le buche valgono per gli agrigentini e per i turisti. Se manca decoro urbano vale per gli agrigentini e vale per i turisti. Quindi si tratta di una risorsa aggiuntiva per rendere più accogliente e capace di servizi la nostra città. Poi ricordiamocelo, il 30% ce l'hanno tolto, questo rappresenta il 30% sullo sbigliettamento della valle, fatto dalla regione siciliana. Ecco, adesso questo rappresenta quello che è necessario per avere un minimo di agibilità. Senza risorse finanziarie abbiamo avuto il protagonismo civico, ma non si può vivere solo di protagonismo civico, cioè non posso essere il cittadino che interviene per andare a sostegno dell'amministrazione della città, dice ti ripulisco le palme di San Leone, quell'altro che arriva ti metto i portaceneri, ma non si può vivere di pietismo.